Paolo Dalla Libera, vicepresidente del Jazeera Racing Team. Quali sono i piloti che saranno ospiti o comunque protagonisti di questa manifestazione? Su questa manifestazione siamo fortunati e grati, avremo Paolo Diana direttamente da San Marino e Giovanni Trentin, che è un giovane emergente proprio di Follina, che è impegnato in varie gare del mondiale e del campionato italiano terra. E la serata del sabato ci sarà anche un particolare raduno, e lo citavi prima, ci puoi spiegare meglio in cosa consiste? Il format del sabato sarà la giornata per i disabili, taxi disabili, dopo ci sarà un raduno statico per gli appassionati di auto sportive, passerà la serata con DJ set, musica e birra. Non solo calcio, si diceva prima, ma anche mondo dei motori. Quindi, secondo voi, qual è l'aspetto di questa manifestazione che attira così tanto pubblico? Sicuramente questa manifestazione è una cosa diversa che non può succedere normalmente. Una persona, anche solo per curiosità, montare su una macchina e provare la sensazione che ti dà una macchina comunque da corsa è totalmente diversa da una macchina stradale. Non solo calcio, perché comunque è una cosa non da tutti i giorni, emozionante e che coinvolge comunque tante varie attività, tante varie cose, insomma. Vi aspettavate la scorsa edizione così tanto successo e qual è l'obiettivo o comunque l'augurio che vi fate per questa seconda annata? Sicuramente non ci aspettavamo tutto questo successo, sì, ce l'aspettavamo, però non così tanto. È stato positivo, è stato bello per tutti, dai grandi ai piccini, che abbiamo coinvolto le famiglie, che era quello il nostro intento. Abbiamo fatto del bene e speriamo che il prossimo anno sia ancora più importante.